È arrivato in pronto soccorso con la volontà di fare del male. Si è avventato prima su un infermiere colpendolo di striscio, però colpendolo nei confronti anche di un medico che si è difeso ma che comunque anche lui stesso ha rischiato, e poi i 2 carabinieri, uno dei quali ha avuto comunque una lesione che ha richiesto comunque l'intervento chirurgico. È subito corso a Cittadella anche il direttore generale dell'ULSS 6 Paolo Fortuna. Un fatto sconvolgente quello accaduto. Sono le 8 quando lungo le vie del centro viene segnalata al 112 la presenza di un uomo in stato confusionale armato di coltello. I carabinieri lo stanno cercando quando dal pronto soccorso arriva la richiesta d'aiuto. L'uomo, un 34enne, è all'interno del reparto, ha già colpito un infermiere e un medico, colpirà poco dopo anche uno dei 2 carabinieri arrivati per primi. I miei militari hanno fatto il loro dovere, sono intervenuti tempestivamente. La situazione non era facile perché avevamo avuto la segnalazione di questa persona che armata di coltello era entrata all'interno dell'ospedale e aveva aggredito del personale sanitario. I miei militari erano già alla ricerca di questa persona, quindi sono intervenuti tempestivamente e dopo che questa persona purtroppo ha sfiorato, ha coltellato alla spalla un infermiere e ha colpito con un pugno un medico del pronto soccorso, un nostro militare, il nostro brigadiere, per cercare di salvare un'infermiera che stava per essere accoltellata, è rimasto ferito alla guancia e al collo con questo fendente. Il brigadiere, aiutato anche dal personale sanitario che mette in fuga il 34enne, viene subito soccorso. L'uomo a questo punto tenta la fuga, ma all'esterno viene fermato dai carabinieri che lo bloccano con l'uso del taser e lo arrestano. Il militare sta bene, in buone condizioni generali, è stato sottoposto a intervento chirurgico che è terminato e non avrà delle conseguenze. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito gli operatori sanitari tutti sotto shock. Il 34enne è persona seguita con problemi psichiatrici, un fatto grave accaduto in un luogo di cura. Il pronto soccorso in particolar modo deve essere un luogo laicamente sacro per tutti, va rispettato, cioè queste cose qua non possono capitare all'interno di una struttura dove la gente veramente si prodiga per far guarire persone.